Viaggiatori! Ci siamo lasciati nell'ultimo video a Polignano a Mare. Questa mattina è ora di partire. Destinazione? Salento! Siamo diretti a Torre San Giovanni, frazione del comune di Ugento, situato a 30 km da Santa Maria di Leuca, direttamente sul Mar Ionio. È una costa famosa per le sue sabbie bianche e il mare cristallino. Benvenuti all'area sosta Riva Mare. Signori belli, benvenuti in Salento. Siamo all'area sosta camper Riva Mare ed è il primo anno che provano a tenere aperto per tutto l'anno e penso sia l'unica in Salento. Secondo me sì. Comunque vabbè, l'area è enorme, poi ve la facciamo vedere. In questo periodo spendiamo 10 euro al giorno più 4 euro di corrente, tutto compreso, quindi 14 euro. Tanta roba. Lì c'è il camper E guarda lì. in fondo là ci sono bagni, docce, carico e scarico, I lavatoi. il lavatoi anche per il pesce, per i piatti, tutto quanto. Il carico c'è ad ogni ingresso di linea di parcheggio, dell'acqua è potabile, sono tutte le colonie della corrente e via. Il camper è lì e qui, come è descritta da Davide, la porta del paradiso direttamente in spiaggia. Andiamo a vedere perché siamo curiosi. Obiettivo di oggi: fare un po' di spesa e andiamo subitissimo a procacciare il pesce, visto che qui vicino c'è il porto e Davide ci ha consigliato quella pescheria lì, quindi andremo subito via mare. Non so se ve l'abbiamo detto o meno, ma ci troviamo a Torre San Giovanni, l'omonima torre, eccola là, bianca e nera, ed è proprio lì vicino che c'è la pescheria. Ragazzi, che esperienza prendere il pesce qua. Sono stato dentro mezz'ora, abbondante. Sì, abbastanza, sì. Mamma mia, numerino all'ingresso come tutte le pescherie, poi chiamata a voce, quindi fermento generale. Sì, e probabilmente Fare qualche favoritismo sì, per i locali, perché lui è far entrato impazzire. e c'erano persone che entravano ma anche dopo un quarto d'ora e dopo 5 minuti uscivano già con un borsone. Magari avevano prenotato anche, magari. Hai visto qualcuno che ha detto ho prenotato? Non lo so, c'era un casino. Che ridere. Insomma, vabbè, comunque, fatto scorta, quindi penso a Natale Beh, domani di sicuro. farò un buon menù di pesce, ma ora torno in area sosta, inizio a curar cozze, oggi è mezzogiorno, pepatona di cozze, per forza. Comunque dall'area sosta via spiaggia, senza andare in strada, si arriva direttamente qui al Molio dove c'è la pescheria e da lì si arriva in centro paese, insomma, dove c'è il supermercato, dove c'è un bancomat dove si può prelevare, insomma un po' tutto quanto. I limoni. Scusate, ma mangiamo pesce e non abbiamo il limone. Sono senza limone. Cozze, signori, cozze. Togliamo la barbetta e
stanno su nel fuoco. E mentre il buon Michael pulisce le cozze, andiamo un po' a scoprire. Allora, parte lavatoi, ovviamente. Qui abbiamo lo scarico delle grigie con il carico delle chiare. Docce, sono parecchie docce perché poi sono anche dall'altra parte, quindi sono una quindicina circa. E l'acqua calda, ma dopo vedremo il cartello, è a pagamento. Adesso sì, volendo adesso anche a pagamento, però sono aperte, quindi non è proprio il massimo. Oddio, se c'è il sole è caldo, vi dirò. E sì, ok, sono docce donna e docce uomini. Qui ci sono i bagni, che vabbè, liberi ovviamente. Qui abbiamo appunto i bagni degli uomini, con tanto di bagno disabili, chapeau. Mentre facendo tutto il giro abbiamo i bagni donne. Per quanto riguarda invece lo scarico della cassetta, bisogna venire qui dietro e a quel che è stato riferito è questo qui. Questo qui rosso dovrebbe essere lo scarico dell'area della cassetta. Comunque l'area è davvero molto molto grande, perché adesso ho scoperto che anche qui sono tutti posti dietro lì, tutto dietro qua. E vabbè, senza contare ovviamente questi, che c'è la corrente anche qua, quindi sono tutti posti anche questi, tutto quello dove siamo anche noi, molto grande, e penso proprio che in estate sia bella piena. Signori, buon Natale! Buon Natale! E come Cioè, partire meglio di così? Passeggiata a lungomare e pasticciotto da Martinucci. mamma mia, cosa so per il pasticciotto? Allucinante. Sì. Crema di limone e sfagliette di mandorla è una cosa Ne avrei folle, mangiati 18. folle. Dopo 12 anni ancora il gusto buono, cacchio. Ora torniamo in giù e cominciamo i preparativi del pranzone di Natale. Tanti auguri a tutti intanto. Signori cari, è il pomeriggio di Natale. Intanto un plauso all'accoglienza del Sud Italia, perché Sì, c'è solo da imparare su questo, sono calorosi, accoglienti. Wow. totalmente Wow. alla rovescia, Sì. se volete, che nessuno me ne voglia, per carità, però No, non l'accoglienza è che c'è al Sud. da puntare il dito a nessuno, però qua Assolutamente. è bello, nel senso... Avevamo il ricordo di 12 anni fa, siamo tornati e dopo 5 minuti di sei qui è come se fossi sempre stato Sì, qui, suo praticamente. fratello praticamente, sì. Ringraziamo tantissimo Davide, che è il custode dell'area sosta, davvero una persona di cuore, però si vede come funziona qui, insomma. Sì. Ora ci godiamo questo fasullo tramonto, sta coltre di nubi ce lo toglie. Grazie Luca. Grazie Luca, 32 denti. Grazie Luca di Ma ce ne 32 denti. Ce ne ricorderemo, vai Assolutamente sereno. Sì, Però è bello lo stesso. assolutamente. Niente, noi ci godiamo un po' questo belvedere e domani mattina ripartiamo risalendo il Salento e cominciando una lenta salita Risalita. verso casa. Intanto mancano 1100 km. Sarà una lenta e tranquilla risalita. Sperando sia stato un buon Natale per tutti, come lo è stato per noi, nella semplicità più totale, però della bellezza mostruosa della nostra Italia. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao!
Buongiorno! Buongiorno da Santo Stefano. Giovedì 26 dicembre, 2 giorni di stop in questo posto. Ci stavano tutti. Sì. Siamo rigenerati. Abbiamo mangiato come dei maiali. Il pesce più buono che io abbia mai mangiato. Da quella pescheria lì. Giuro. Una cosa allucinante. Ma veramente tanto. Sempre su consiglio loro. Tanta roba. Un ringraziamento a Davide per l'ospitalità, per tutto, insomma. Sì, la Disponibilità, tutto quanto. Se c'è bisogno di una mano lui te la dà 3 Sì. praticamente. E vabbè, qui è così ed è bello così, insomma. Vi lasciamo tutto in descrizione ovviamente, ma adesso è tempo di ricominciare la risalita pian piano. Stamattina a Gallipoli e la parte di Porto Cesareo che vogliamo rivedere dopo 12 anni, quindi ci vediamo a Gallipoli intanto. Ciao. Ciao.